Bella raga, ciao a tutti del Commendatore Veneziano. Oggi andiamo a chiudere la season e siamo in corsa per la Champions e per la Premier, che teoricamente è quasi vinta. Ok, qua abbiamo le tattiche, chi scriveranno Beckham, Van Nistelrooy, Ortega, Gary Neville e Brown. Vediamo di chiuderla il prima possibile per dedicarci alla Coppa delle Grandi Orecchie che quest'anno vorrei portare a casa. Visto che ho perso una semifinale e una finale. Dai ragazzi, dai. Andiamo a chiuderla col Southampton dei record. Gol del Manred, Juan Sebastiano Verro. Primo tempo in archivio. Abbiamo un Bex un po' sottotono. E vai così. Comunque l'acquisto di Ortega è stato fondamentale. Ha dato un giro in più, ha dato gol, 10° gol stagionale. È stato positivissimo per la compagine manchesteriana. Attenzione però il Southampton, proprio Beatty, l'uomo meme. Gol ancora lui, Ortega che a destra fa un po' quel che vuole. Cole va in gol, facciamo ancora un po' di turnover, entra York e Keane al posto di Veron. Stagione memorabile in campionato, memorabile. Dai che andiamo a chiuderla, dai che andiamo a chiuderla. Ed è ancora gol, ancora Ortega che a destra fa triplettone. E ancora non siamo campioni. Devono perdere i Gunners. Se l'Arsenal perde, siamo campioni. Attenzione, acquistiamo Puyol, così. Che bello, che bello. Quindi sarebbe un Manchester stellare che però dopo, attenzione, Aston Villa Arsenal. Vedi qua, trofeo autoclasse inglese, bellissimo. L'Arsenal vince e c'è ancora una speranza. Basta vincere la prossima e siamo campioni d'Inghilterra. E quindi già la sfida è vinta. Basta vincere un trofeo importante, visto che in quell'anno il Man Red non ha vinto Ugaz. Incredibile. Portiamoci a casa tutto. Adesso contro l'Ipswich che è ottavo. Contro l'Ipswich per staccare il biglietto. Ho bisogno di staccare il biglietto. Allora. Qua possiamo togliere il mitologico, ermitologico. Blanche, mettiamo Pippo Reitzinger per Gary Neville, Garino, ok. E andiamo a prenderci la Premier. Teoricamente basta anche un pareggio a Ipswich. Attenzione, gol David Beckham. 1-0 per il Man Red. E siamo noi, Van Nistelrooy 2, siamo noi, i campioni d'Inghilterra, siamo noi, i campioni dell'Inghilterra, siamo noi. Doppietta di Rudd, 3-0 Man Red. Signori, un Man Red a dir poco devastante. Abbiamo vinto un campionato incredibile. Attenzione qua adesso, turnover ovviamente, pensando alla Championship. Ok, l'ultimo cambio lo facciamo dopo, sa mai. Che Manchester, signori, che Man Red. Che sbrevolato la partita, però non se ne è accorto. Proprio ormai è un
Standing Ovation per Scholes. E signori, siamo campioni d'Inghilterra, quindi sfida superata. Il Manchester United ha vinto la Premier Division. Ta-na-na-na. Con 88 punti, 4 pareggi, 3 sconfitte, 92 gol fatti, un rullo compressore. Perfetto, adesso voglio capire però in Champions. Allora, calendario. Adesso abbiamo l'Olympiacos, cioè incredibile. Ah sì, è vero, abbiamo una... Aspetta. Sono semifinali pazze, Olympiacos, Manred, Roma, Dortmund, cioè è pazzesco. Roma, Dortmund. Tanto Overmars va al Bayern, incredibile. E siamo in Champions League. Non può giocare ovviamente Reitzinger e mettiamo Blank. Per il resto possiamo portare anche Cristiano Ronaldo. Salviamo e portiamo a casa anche la Coppa delle Grandi Orecchie contro l'Olympiacos in Grecia. Possiamo assolutamente vincere. Che semifinali pazze, però la Roma in semifinale con loro. Gol. Rud. Relax, come. Relax. Ai. Roma squadrone, sto scudetto, la Roma è devastante, l'ha anche spiegato il buon Panoz. Il perché tutti quanti, gol di Ortega, no! Perché praticamente erano tutti quanti i valori dell'impegno, queste robe qua al massimo, e vabbè. 1-0 al Pireo. Poteva essere 2, ma hanno dato il gol ad Ariel Ortega, purtroppo. Tattiche Manred. Pensavo di dominarla e invece non è così. Roy Keane per un Paul Scholes un po' così. Vai, mancano 10 minuti. Fischio finale, vittoria di misura. La Roma distrugge il Dortmund. It's incredible. La Roma è pronta alla seconda finale della sua storia. Fulham in retrocesso e God. No, scherzo. Manchester-Chelsea, ovviamente. Andiamo con le riserve. A destra ci piazziamo. Ma sì, tanto abbiamo vinto. Fotte sega. A sinistra Pippo Neville, Carroll, Blank per Desai, Cristiano Ronaldo per Bex, e lasciamo solo Giggs perché non abbiamo un vero cambio di Ryan Giggs. Tutte le riserve, ragazzi, ovviamente nella speranza di arrivare alla grande per la Champions. Gol, attenzione, ecco, Cristiano Ronaldo and Edu. Povero Chris, cioè ha giocato 2 minuti praticamente. Ed è gol Veron
Grandissimi, grandissimi. Anche con le riserve. Non è ancora ovviamente il Chelsea dei tempi d'oro. Qua mettiamo Scholes per Veron. E basta. Andiamo, Beppe. Che bello, abbiamo vinto la Premier con 3 giornate d'anticipo, ragazzi, Veramente tanta roba. E vinciamo 2-0 contro il Chelsea, veramente un rullo compressore, Mamma mia. Povero Cree, povero Cree. Il Dortmund ingaggia Marchetto Overmars per la prossima season, ovviamente. Ok, torniamo con i titolarissimi. Gary. Poi mettiamo così. Ortega. Bex. Beckham, ok, adesso bisogna però mettere anche il buon Scholes. Ok, salviamo e voglio la seconda finale dopo quella persa col Barcellona contro il Bayern Monaco. Però bisogna passare, ragazzi. L'Olympiacos è una squadra comunque rognosissima. Attenzione, fuori un giocatore dell'Olympiacos. Veron, calma però. Col 2-1 passano loro. Brown sta giocando di merda. Mettiamo Pippo Neville per Brown. Attenzione, gol Paul Scholes. E adesso siamo vicinissimi alla seconda finale come allenatore di football scudetto godo. Mamma mia, sono molto molto soddisfatto. Gol di Ortega, 3-0 ragazzi, ed è finale. Eravamo praticamente fuori dalla Champions, cioè pazzesco. E vinciamo 3-0, la finale sarà contro la Roma. Ragazzi, ci vediamo direttamente per la finale, bisogna prepararla al meglio. Beh ragazzi, Hampden Park, Glasgow, finale delle finali, Roma Red, purtroppo ci capita il peggiore avversario possibile. La Roma qua è buggata, come non mai. Vai, ci angustiamoci sta finale visto che abbiamo perso il Barcellona, Bayern Monaco. E vediamo, Beckham, Ortega, Pellizzoli para, calcio d'angolo. Peccato. Sarà durissima ragazzi, sarà veramente una partita per cuori forti, piobbiginoso. Dai Brown, dai.
Muzzi, ma dai, ma non può giocare Muzzi. Subito yellow card. Dai ragazzi, che resa Ingram, un grande colpo. Stanno giocando bene adesso però. Candelà, Muzzi, il fenomeno Muzzi. Buon giocatore. Grande Bartes. Dai che stiamo pressando noi per adesso. Dai che abbiamo vinto la finale persa l'anno scorso, la semifinale persa 2 anni fa con Milan, sempre col Bayern Monaco. Roma veramente difende bene. Buybacks, Rude, Giggs, Ortega. Non ci voglio credere. Due di recupero, che palle. Partita tiratissima ragazzi. Intervallo 0-0. Si è visto poco. Van de Men, Ruud Van Nistelrooy. Entra Cassano. Entra Cassa. Negli ultimi 5 minuti dominio Roma però. E fa. Mamma mia. Sveglia Marred. Aia. Sta dominando adesso la Roma. Allora vediamo le condizioni. Esce Scholes, entra Keane, entra Cole, esce Bex, mettiamo Ortega a destra, sarà la chiave di volta, così la vinciamo, speriamo. Un po' corto il centrocampo, quello è il nostro grande problema. Attenzione se provi di Manchester, Scodella, Veron, Juan Sebastiano, Giggs, Candela, Giggs impadrona, Giggs per Ortega, calcio d'angolo, Giggs sulla bandierina, Keane, non ci credo. È un dominio adesso, però ritorna alla Roma. Rud, Assunsa. Rimessa, Ortega. Totti. Dai, Cafu raccoglie. Scusate. Calcio d'angolo Roma. Dai ragazzi, è l'ultimo secondo. Dai, Brown, Ortega a destra, Ortega, va Ruud. Tenta, Ruud. Occhio ragazzi. Tutti ammoniti miei, grazie. Fine dei 90 minuti, mamma mia. Dura. Esce Silvestre, entra Laurent Blanc. E vediamo se Blanc, mare di testa, me la mette. Occhio. Mamma mia, ancora, sta dominando la Roma adesso. Dai, un golletto, niente, Cafu devastante. Dai.
Giggs di testa, Neville. Neville appoggia su un Sao, che do coglioni. Occhio. Dai Giggs, non usciamo più. Sempre la Roma col pallone. Sempre fallo facciamo. Intervallo. È un'azioncina, cazzo. Niente. Niente, solo Roma, solo Roma. Sì, supplementari. Niente da fare. Occhio. Calci. Bene. Gol della Roma. Gol di Muzzi, insomma i rigori non la vinci mai. Veron, gol. Totti, gol. Blanca, gol. Assunsao. Traversa, sorvola attraverso. Calma. Gol! Calma. Gran calma. Cafu. Gol. Rud. Gol. Se la Roma sbaglia siamo campioni d'Europa. Siamo campioni d'Europa, vinciamo scudetto, Premier e Champions League, ragazzi, ai rigori una sofferenza atrocissima, ma segniamo Manchester United nell'Albo d'Oro, ragazzi, veramente una stagione devastante, raga, chiudiamo alla grande e vinciamo anche la Champions League. Adesso ragazzi ci becchiamo per vedere l'albo d'oro delle stagioni comediane nella storia di Football Scudetto Manager e si gode. Qua vediamo i premi, ma voglio vedere i capocannonieri. Gol, vincerebbero con un gol su Rud, peccato, gol subiti. E assist vince David Beckham, secondo Giggs, gol. Rigori Hianart. Buono. Come media voto vince Ruud van Nistelrooy il premio. 58 partite, 34 gol per il mattatore olandese. Raga, un saluto al comandante veneziano, ci becchiamo per l'Albo d'Oro finale. Eccoci qua ragazzi, aggiornati con la sfida col Manchester United vinta, perché dovevamo vincere almeno un trofeo, vinciamo Premier e Champions League, devastante. Quindi ricapitoliamo, 2002-2003 col Milan vinciamo lo scudetto ma non vinciamo la Challenger perché la sfida era di vincere almeno 2 trofei su 3 tra Coppa Italia, Champions e campionato. Con il Barcellona era di vincere almeno un trofeo, visto che il Barcellona non aveva vinto niente quell'anno, no, tra il 2000 vinciamo la Liga e la Supercoppa Spagnola, purtroppo perdiamo la finale di Champions League col Bayern Monaco. E in semifinale persa la Champions League invece sempre col Milan contro il Bayern Monaco. 98-99 col Venezia purtroppo esonera, l'obiettivo era la salvezza, quindi non vinciamo la sfida. 2001-2002 col Marred vinciamo Premier e Champions League, l'obiettivo era vincere almeno uno dei trofei più importanti, quindi stiamo andando alla grande. Adesso vediamo la prossima stagione, dovrò un attimo decidere, però raga ci siamo, raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao!